preparando i nostri figli per questo mondo che non è niente di bello, questo mondo che è cattivo, questo mondo che vuole distruggere il senso di famiglia. E nós estamos vivendo uma realidade fortíssima dove o mundo ci sta insegnando dei concetti che sono completamente contrari ao princípio divino. E questi concetti stanno entrando nelle famiglie. E nós stiamo pensando che è normale. E non è normale. Perciò noi dobbiamo stare attenti a quello che nós stiamo inserendo ai nostri figli e preparare i nostri figli a un mondo che non ama Dio. E preparare i nostri figli a amare a Dio e vivere in questo senso. Leggiamo due brani qua, Efesini capítulo 6, 4 e dopo Deuteronomio 6, 4 a 9. Efesini 6, 4. E voi padri, per i figli piace questa frase, no? E voi padri non irritate i vostri figli, ma allevate, far crescere, preparatevi nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Per i figli la prima frase è stupenda, la seconda frase no, non è tanto, no? Ma è il senso di che cosa i genitori devono lavorare con i figli. Non irritare, ma preparare e capacitare a vivere. Deuteronomio 6, 4 a 9. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi. E li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Amare Dio e le conseguenze vengono in questo. Preghiamo. Nostro Padre, condivide il tuo messaggio, la tua parola è una grande sfida. È solo con il tuo Santo Spirito. Il tuo Santo Spirito nella nostra vita, nel nostro cuore. Rivela, chiarisce, parla. E que possa dar-te o coragem e a força de viver. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando nós cominciamo a pensar no senso de família, cominciamo a pensar em dove sono i nostri figli in questo momento. Tuo filho è qua in chiesa oggi? Dove è tuo figlio oggi? Questo testo che ho messo sulla copertina, non so se già avete letto o no, ho ricevuto 2 o 3 settimane fa. Eu non so se questa storia è vera o non è vera. Non importa in questo momento. Ma è una storia molto interessante che dice quella frase: e i figli hanno cominciato a scivolare dalle mie mani e ho perso mio figlio. È quella storia di quel bambino che dopo è girato il mondo con la foto, il bambino in spiaggia che è morto, e il papà ha detto che il figlio è scivolato dalle sue mani e è caduto in acqua. Quando ho letto quel testo ho cominciato a pensare: ma questo è la storia di tanti genitori e famiglie che stanno perdendo i suoi figli. Hanno cominciato a scivolare dalle loro mani e loro non stanno riuscendo a capire il senso di perdere un figlio. E scivolare significa perdere. E noi oggi come famiglie e genitori stiamo perdendo i figli a questa società. E nós stiamo pensando che è una cosa semplice, non è. I figli stanno scivolando dalle nostre mani e noi stiamo facendo che cosa? Perciò noi dobbiamo percepire che il processo di scivolare le mani, i figli, non comincia quando il figlio già è grande, ma comincia quando il figlio è piccolo. Io sempre dico, una tragedia non succede per una sola causa. Quando succede una tragedia è un elenco di situazioni, delle cause che sono arrivate a una tragedia. Perciò tante volte noi pensiamo che è successo una tragedia perché una persona ha dormito sul volante. Ma non è questo, può darsi che ha bevuto perciò che non stava guidando in modo giusto, la macchina non era giusta, ossia sono una successione di fatti che portano a una tragedia. Sono una successione di fatti che portano a si perdere un figlio. Dove è tuo figlio oggi? Come sta vivendo tuo figlio con Dio? Una tragedia con una famiglia è molto triste.
Nós em Brasília, em questo momento nella mia chiesa em Brasília, stiamo vivendo uma experiência fortíssima de uma tragédia. Letteralmente uma tragédia de uma família que ha perso o filho e o filho ha commesso una grande tragédia 2 settimane fa. E ho camminato con questo ragazzino, era adolescente nel mio tempo. E era um ragazzino che non voleva ascoltarmi in nessun momento. E ho avuto una grande crisi con questa famiglia perché loro in tutti i momenti hanno dato la ragione al suo figlio. Io sempre dicevo, tuo figlio creerà un grosso problema nella tua storia. E loro difendendo o filho, e non hanno coraggio di dare dei limiti al figlio, di dare la disciplina al figlio, e 2 settimane fa scatena una tragedia fortissima. Pubblicamente non vorrei dire, ma dopo possiamo parlare personalmente di quello che è successo. E tante volte noi cominciamo a pensare, come il mio figlio è arrivato a quel punto? Come sta tuo figlio oggi? Tu stai creando tuo figlio nella conoscenza di Dio. Sono tante situazioni che succedono nella storia e noi non riusciamo a capire perché il mio figlio è arrivato a quel punto. E tante volte noi non riusciamo a capire il senso della società che vuole distruggere i nostri figli. E noi stiamo permettendo che certe cose arrivino dentro della nostra casa e pensiamo che è normale. E non è normale. Il tuo figlio deve essere protetto da te. E tu devi prendere la responsabilità di gestire il tuo figlio. I genitori hanno una completa, e posso dire nuovamente, una completa responsabilità di formare, allevare e creare i figli. E non importa l'età. La responsabilità è dei genitori, è Dio che ti ha dato questa responsabilità. E è interessante che quando noi cominciamo a pensare che quando abbiamo un primo figlio, qual è l'esperienza dei genitori con quello primo figlio? Qual è l'esperienza? Nessuna. Arriva o secondo figlio, qual è l'esperienza con il secondo figlio? Nessuna, perché il secondo figlio è diverso del primo. E arriverà dentro di una casa con una mentalità diversa. Arriva il terzo figlio, qual è l'esperienza dei genitori con il terzo figlio? Nessuna. Arriva il 10° figlio, qual è l'esperienza dei genitori con quello 10° figlio? Nessuna. Tutti i figli sono diversi. I genitori non hanno la esperienza ancora di gestire i figli, perché per loro è sempre una novità. Perciò come è importante sapere che io non ho l'esperienza di gestire un figlio, ma Dio mi ha dato un figlio. E adesso devo avere la responsabilità di sapere allevare, a preparare questo figlio. E Dio sa di questo. Perciò che Dio sta dicendo, Caio, tu non sai gestire un figlio, ma io lo so. Io ti do la mia parola. E quando questa parola nella Bibbia ti dà tutti gli elementi, tutti i punti che tu devi seguire per preparare e capacitare il tuo figlio a questa società che non è bella. E i nostri genitori oggi che cosa fanno con la parola di Dio? Da parte e con un modo di pensare comincia a gestire un figlio. E dopo quando viene la situazione difficile, la tragedia, pensiamo, dove ho sbagliato? Oppure i genitori cominciano a pensare, dobbiamo parlare anche di questo dopo, che pensare, mai succederà nella mia famiglia situazioni simili. Chi ti ha detto questo? Può succedere con me, può succedere con te. Ossia, il senso di un figlio è una responsabilità molto grande. Perciò che Dio sta gridando ai genitori, tornate da me, imparate a camminare con me. Io Dio ti insegnerò, io Dio ti inculcherò nel tuo cuore, io Dio sarò con te in gestire il tuo figlio, ma tornate da me. Questo brano ritorna di nuovo di là, Caterina, al brano di Deuteronomio. Questo brano è interessante quando parla di inculcare, di insegnare ai figli, ma comincia con una parte molto bella, versetto numero 5, che cosa dice? Tu amerai dunque il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Quando il genitore riesce a amare Dio in questo modo, riesce adesso a inserire Dio nella vita dei figli. Perché se non si ama Dio, io non riesco a inserire Dio nella vita dei figli. Perciò il senso della vita che Dio ci dà è questo: venite da me. Cominciate a conoscermi chi io sono, cominciate a amarmi chi io sono e adesso cominciate a inserire la mia persona nella vita dei tuoi figli. Tu ami Dio, i tuoi figli percepiscono che tu ami Dio, tu sei un religioso.
Il tuo figlio percepisce che il tuo desiderio è Dio, il tuo figlio comincerà a amare Dio. Perciò noi dobbiamo pensare che noi stiamo vivendo una società che sta inserendo tante cose nella nostra mente di allontanarsi da Dio. E noi dobbiamo dire, c'è Dio che ama. Oggi noi stiamo vivendo un periodo da libertinagem, della depravazione molto forte. I nostri filhos já stanno vivendo a vita sessuale, um sucesso molto ativo, presente. E nós estamos pensando que é normal. Não é normal. Uma vida com sexo fora do matrimônio é anormal. E nós já percebemos que nossos filhos estão vivendo um rapporto sexual e pensamos, lascia, meu filho é cresciuto. E tu vedrai o desastre que será no futuro. E nossos filhos já estão prendendo álcool de um modo muito normal e pensando que é normal. E não é anormal, é anormal. A droga é o segundo ponto que está entrando na nossa família. E não é normal, é anormal. A mancança de respeito com o genitor e com a autoridade é uma coisa fortíssima. E nós pensamos que é normal, é anormal. Nós devemos respeitar os nossos genitores, nós devemos respeitar toda a nossa autoridade. E quando nós não respeitamos a autoridade, nós estamos ensinando o nosso filho a ser que coisa? Um rebelde. E se eu não respeito a autoridade que eu te lá presente, e o meu filho será rebelde contra essa autoridade, é contra mim, que eu sou uma autoridade versus meu filho. E dopo nós diciamo, mas meu filho não me ascolta, não me respeita. Mas tu hai insegnato questo. E nós hoje estamos ensinando ao nosso filho a rebelione. Nós estamos ensinando ao nosso filho a bugia, a engano. E nosso filho está fazendo questo com nós. E nascondendo le cose preziose. E nós pensamos, bom, é normal, mas não é normal. Nós estamos perdendo e nossos filhos estão scivolando delle nostre mani. Porque nós não estamos amando Dio. Nós não estamos inserindo Dio. Nós estamos pensando que ci sono le cose que sono normali e não sono normali. A società está cercando de enganar-te e o diabo está cercando de enganar-te dizendo, Caio, é a società del século XXI. Não é a società del século XXI. É o diabo que cerca de enganar-te. Porque a única coisa que é cambiata do tempo de Jesus fino a hoje é a tecnologia. Ponto. A parte moral e ética é uguale. Não é cambiato niente. Eu sono una família moderna e meu filho può abitare com a minha ragazza. Que família moderna é questa? É uma família diabólica que está com o filho assieme alla ragazza. Não é moderno. L'unica cosa moderna è la tecnologia, le altre cose si mantengono sempre uguali dalla creazione del mondo fino a oggi. E nós estamos pensando que questo é justo, é così, ma non è in questo modo. Interessante que nós dobbiamo amare Dio e dobbiamo ensinar ai nostri figli alle due cose che la parola dice che è la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Dio dimostra due cose alla volontà di Dio nella sua parola. Qual è la volontà di Dio? Qual è la volontà di Dio? Due cose. La prima cosa è la salvezza di tutti. Il tuo figlio è salvo? Já confessato Gesù come Salvatore della sua vita? Non sto parlando se è stato battezzato o no. Sto parlando se è salvo. Se ama Dio con tutto il cuore. Se vive per Dio con tutto il cuore. Primo punto è questo. Qual è la seconda volontà di Dio? Leggiamo questo due brani. Prima Tessalonicensi 4:3. Perché questa è la volontà di Dio che tuo figlio è santo. Ha una vita santa nel Signore. Santificate che vi asteniate della fornicazione. Che cosa è fornicazione? Non arrivate a casa dopo dice o pastore ha detto questo. È la parola di Dio. È sesso fuori dal matrimonio. Se è sposato è adulterio. Se non è sposato è fornicazione. Qual è la volontà di Dio? La santificazione. Qual è la volontà di Dio? Il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Ossia, le due grandi volontà di Dio per tutti gli uomini di questa terra è quella che io devo inserire ai miei figli. Che mio figlio sia salvo. Ma che mio figlio cammina nella santificazione. Perciò che io devo insegnare a mio figlio che cosa significa essere un figlio, una persona santa nel Signore. Una persona lontana del male, una persona lontana del peccato. Teu filho é salvo.
tuo figlio sta vivendo la santificazione? Se queste due parti qua non stanno collegando, manca qualcosa nella vita dei genitori verso i figli. Manca qualcosa nella vita dei genitori di preparare il figlio a questo mondo. Manca qualcosa nella vita dei genitori il senso di responsabilità verso i figli. Se meu figlio è salvo, se meu figlio sta vivendo la santificazione, io sto amando Dio, io sto amando mio figlio, io sto inserendo questo nella vita di mio figlio. La Bibbia è l'unico modo di portare alla guida di una famiglia salda nella guida del Signore. Perciò, genitori, non basta sapere che esiste Dio e la sua rivelazione, ma dovete inserire la parola di Dio nel cuore dei vostri figli. Non basta sapere che c'è Dio, ma voi dovete inserire Dio nella vita, nel cuore dei vostri figli. Noi abbiamo qua una scuola biblica domenicale. Non so se state portando i vostri figli qua. È la vostra responsabilità. Noi abbiamo qua tante letture bibliche che dovete fare a casa con i vostri figli. Altrimenti, che cosa sta inserendo nel cuore dei vostri figli? Il principio di questo brano è amare Dio e vivere nell'amore di Dio in modo pratico. Amore a Dio è modo pratico. Amare Dio è dimostrare davanti ai figli che veramente la mia vita è santa in Dio, perché io amo Dio. Perciò voglio dividere questo messaggio in qualche punto qua. Il primo è questo: la parola di Dio che deve essere viva e insegnata ai vostri figli. È questa parola che è efficace. Perciò che quando io amo Dio e quando io amo mio figlio, io riesco a collegare Dio con mio figlio. Perché quando eu comincio a insegnare la persona di Dio ao meu filho, é porque eu estou dizendo, eu amo Dio, eu amo meu filho. E adesso eu riesco a unire entrambi. Perché se eu não riesco a inserire Dio nella vita dei miei figli, io posso dire con tutta chiarezza, o tu non ami Dio, o tu non ami tuo figlio. Perché quando eu amo entrambi, eu riesco a unire. Ma se eu não amo qua, oppure eu não amo qua, eu não riesco a unire. Eu só posso dire che io amo Dio e mio figlio quando mio figlio sta camminando nei precetti, nella parola di Dio. Perché io sto riuscendo a unire le due cose che io amo tanto. Tu ami Dio, tu ami tuo figlio, è quando tu unisci questo in modo pratico. Perciò la parola di Dio è quella che unisce il mio amore verso Dio e unisce il mio amore verso mio figlio. Io inserisco la parola di Dio e loro stanno assieme. È di qua che io comincio a dire veramente, io amo mio Dio e amo mio figlio. È bello dire in modo con la bocca, no? O quanto eu amo Dio e il quanto eu amo mio figlio. Ma con la bocca non serve niente. Vogliamo vedere la parte pratica della vita. Se eu estou ensinando i precetti a Dio, a mio figlio, eu devo unire entrambi. Se eu não riesco a unire, è una mancanza del mio amore verso Dio o verso mio figlio. Quando eu comincio a ricordare il mio tempo della mia conversione, eu comincio a ricordare, questo è stato nel secolo scorso, ok? Eu comincio a ricordare delle belle storie quando le famiglie facevano culto a casa. C'era un studio biblico, c'era una preghiera, c'era cantico e c'era mezz'oretta, una ora con i figli. E è interessante che quella generazione che è stata creata in questo modo è stata una generazione che è stata allevata e preparata amando Dio. Ma oggi la nostra società ci insegna che il mio tempo è prezioso e io non posso più investire il mio tempo in un culto in famiglia. È perdere tempo, mezz'oretta, per leggere un testo biblico, per fare una meditazione biblica, per fare un cantico, 2 cantici e pregare assieme con i figli. 30 minuti è perdere tempo. E che cosa succederà con la futura generazione? Posso dire con l'attuale generazione? Dove sono i nostri ragazzi adesso? Può darsi che hanno passato tutta la notte
E adesso stanno dormendo a casa che sono stanchi, perché veramente sono stanchi, perché hanno passato tutta la notte in questo mondo brutto, cattivo, che sta distruggendo i figli, e noi diciamo, normale, povero do meu figlio, deve approfittare la notte. E sta andando verso la morte. E che cosa succederà con questo figlio tra poco? Sarà un disastro a questa società, alla tua famiglia. E noi pensiamo, ma perché noi non riusciamo a inserire il nostro figlio? Vieni qua. Se tu sei rimasto 6 ore alla notte a divertirti con le cose non giuste, perché tu non puoi stare 30 minuti con me, ascoltare la parola di Dio, ascoltare una preghiera, a lodare il mio Dio e dopo possiamo dormire. Le famiglie che hanno imparato a fare il culto di casa sono le famiglie che hanno creato una generazione responsabile a questa società. Le famiglie che non stanno facendo questo stanno creando dei figli irresponsabili e che saranno un disastro al futuro. È così. La responsabilità è dei genitori, non è mia, del pastore, è dei genitori. Come è bello ricordare quelle storie delle famiglie che facevano questo. Come è bello prendere quelle foto delle famiglie che stavano leggendo la parola assieme con i figli. Come è bello di vedere quello. Ci sono delle case che ancora io riesco a entrare e io vedo la mamma e il papà, pastore, aspetta che mio figlio vá a dormire, ma io devo stare con lui 30 minuti e per me è stupendo. Sono da solo nel soggiorno, ma per me è stupendo. Io so che il papà o la mamma stanno leggendo la parola, stanno pregando con i figli, stanno in quel momento inserendo al cuore del figlio che è Dio. E dopo vengono e dico, pastore, la mia priorità è mio figlio. Perfetto. Stupendo. Meraviglioso. Continuate così, vieni in chiesa e dare la testimonianza di questo. E non importa l'età del tuo figlio. Ah, ma mio figlio adesso já ha 6 anni, 7 anni, 12 anni, 15 anni. Qual è il problema di pregare con lui? Dovete fare questo, ragazzi carissimi. Perciò è interessante che quando esisteva questo, i figli erano timorati di Dio e amavano Dio. Le famiglie che non fanno questo, i figli crescono senza avere timore di Dio. I figli crescono e Dio non mi importa. Ma le famiglie che facevano questi, i figli oggi amano Dio. Carissimi, o tu investi il tuo tempo nei tuoi figli, o tu perderai i tuoi figli. I figli sono una benedizione che Dio vi ha dato. Perciò noi dobbiamo creare i nostri figli responsabili, preparati a questa società. E oggi noi stiamo cambiando anche l'altra parola. Provvedere invece di preparare. I genitori só pensano in provvedere il cibo, provvedere la vacanza, provvedere i beni materiali, i giocattoli, e non lo so che cosa, i vestiti e tante le altre cose. Stanno provvedendo tutto questo ai figli. Ma preparare i figli. Avere tempo con i figli. Soprattutto gli uomini che arrivano a casa, portano soldi e dicono, figlio, che cosa ti manca? Ho bisogno di un telefonino, un iPhone 7, 8. Ma mio figlio non è uscito ancora, ma io voglio! Ma mio figlio costa tanto, io voglio, va bene mio figlio, iPhone 10 per te. Ma tuo figlio non vuole questo. Tuo figlio ha bisogno dell'altra cosa, di essere preparato, di dare dei limiti ao figlio. Ma noi genitori vogliamo dare tutto per non perdere i figli. Eu devo parlare anche alla fine, ma já posso usar in questo momento. Esiste una mentalità dei genitori oggi che hanno paura dei figli. Perché se io non do mio figlio, eu posso perdere mio figlio. Se io non faccio quello che mio figlio vuole, eu ho paura che mio figlio vá via di casa. Dove è entrato questa mentalità? Se eu não faccio quello che mio figlio desidera, ho paura che mio figlio faccia le cose completamente sbagliate. I genitori oggi sono schiavi dei figli, sono dipendenti dei figli.
E a Bíblia te ensina o contrário. E nós estamos perdendo i nostri figli. Oggi i nostri genitori sono molto più preoccupati e attenti in provvedere la famiglia e soprattutto i figli, ma non sono attenti in preparare i figli a una vita di adulto. Soldi per i figli, conforto per i figli, regali per i figli e tante cose per i figli, ma tempo per preparare il figlio non esiste. Quanti figli non sanno neanche lavorare? Quanti figli oggi crescono non sanno gestire una casa? Quanti figli che crescono oggi non riescono a sapere che cosa è gestire una famiglia? Quanti figli crescono oggi non sa che cosa è essere un uomo di casa? Quanti figli che crescono oggi e non sa gestire neanche il soldo di niente, perché non sono stati preparati dai genitori. Sto parlando qualcosa, una surdità qua? È così, carissimi. La nostra società está facendo questo e o diabo está ridendo delle famiglie e noi delle famiglie di cristiani che sappiamo il bene che dobbiamo fare, noi non stiamo facendo. Perciò, carissimi, investite tempo nella vita dei vostri figli, ma tempo di qualità, di camminare. É prendere il tuo figlio e facciamo una passeggiata. Prendere il tuo figlio e andando una partita di calcio. Prendere il tuo figlio e facciamo un giro. Prendere il tuo figlio e non lo so, qualità di tempo com tuo figlio. Sábado pomeriggio, domenica mattina non c'è nessun problema. Pastore, eu não vado ao culto hoje porque eu deciso de caminhar com meu filho em montanha. Benissimo, fate questo. Non tutte le domeniche, no? Ma fate questo. Carissimo, dovete avere tempo di qualità com i vostri figli, di chiacchierare con i vostri figli, di ascoltare i vostri figli, ma di parlare dell'amore di Dio con i vostri figli. Dovete avere questo. Tempo di qualità com i vostri figli. Non basta fare le cose per loro. Dovete stare con loro. Com qualità. Qual è stata l'ultima volta che tu sei andato a fare una passeggiata con i figli? Só tu e lui. In cinema. Quando è stata l'ultima volta? Carissimi, se eu voglio avere veramente un figlio disciplinato, eu devo fare questo. L'altra caratteristica è essere un esempio di vita per il figlio. O filho deve vedere nella tua vita come la dimostrazione di chi è Gesù. O filho deve vedere in te che veramente esiste Dio. Tutto quello che tu stai insegnando ao tuo figlio, tu deve fare vedere tramite il tuo modo di vivere, di vita. Un esempio, un stile di vita coerente con la parola di Dio. Se la parola ti insegna, io vivo. Io sto dando meu tempo. Eu sono coerente, un esempio ao meu filho. Perché o filho seguirá i tuoi passi. Non perdete tempo in questo, carissimo. L'altra caratteristica, sviluppare nella mentalità del figlio veramente il significato di successo. Che cosa è successo oggi per te? Mio figlio è stato promosso. Adesso sta in un carico importante nella ditta. Questo è successo? No. Mio figlio oggi è così. Bravo. Questo è successo? No. Che cosa è successo? Cosa è successo? Successo è una sola cosa. Stare dentro della volontà di Dio. Successo non è beni materiali. Successo non è avere una Volkswagen das Auto. Non è questo. Successo non è questo. Successo è stare dentro della volontà sovrana di Dio in pace. In pace. In serenità. È questo successo. E quando sta dentro della volontà di Dio, conosce Dio. Successo è essere quello che noi siamo verso Dio. Ma tante volte noi stiamo inserendo nella mentalità dei nostri figli il successo è la vita economica. È benestare, non è questo successo. Io conosco tante persone che hanno questo falso successo e vivono un disastro di vita. Successo è camminare sotto la guida di Dio. Perciò come interessante vedere la storia biblica e di parlare di successo. E tu puoi fare questo con i tuoi figli oggi. Mio figlio ti insegnerò il successo. La vita di Mosè. La vita di Mosè, lui abitava in un palazzo. Fino a 40 anni era la persona più grande dell'Egitto, tranne o faraone, perché lui era un figlio e poteva prendere un carico importante. E quell'uomo va a vivere no deserto.
E quell'uomo nel deserto comincia a prendere cura delle pecore del suo suocero, che non erano neanche sue, per 40 anni. E dopo 40 anni questo uomo comincia a guidare il popolo di Israele, un gruppo di ribelli, fino a una terra promessa che lui non entra e rimane fuori. Ma questo è un uomo di successo. Noi invertiamo, no? Successo a quell'uomo che aveva una terra, pensava di avere una terra promessa e non entrò in quella terra promessa. Aí comincia a lavorare con le pecore che neanche erano sue. E arriva un momento che lui arriva al palazzo e adesso sta vivendo sotto la mano del grande e potente faraone e dopo diventerà la persona più grande della terra. E noi invertiamo, no? E questo è successo. E la Bibbia insegna che è il contrario. Successo a Gesù, che aveva tutta la sua divinità, la sua grandezza, e si svuota da se stesso e si diventa un servo in questa terra e viene a servire gli uomini, si svuota e si diventa un servo e muore. Questo è successo. E noi insegniamo il contrario. Successo, mio figlio, è che quando tu eri pronto per andare alla croce e essere morto in quella croce, tu esci di quella croce e allo stesso tu cominci a crescere e si diventa un Dio in questo mondo. E noi insegniamo questo. Successo a Paulo, quell'uomo potente, Paulo, che aveva un carico importantissimo, un grande leader, quell'uomo conosce Gesù, cade di quel cavallo e quell'uomo si diventa con delle malattie e quell'uomo dopo si diventa perseguitato in tutto il mondo e quell'uomo finisce in una prigione. E noi insegniamo, mio figlio, quella persona che era in prigione e dopo lascia la prigione, comincia a essere perseguitato, ma vince e dopo si diventa un uomo importante e forte e comincia a portare dei guerriglieri. E noi stiamo insegnando il concetto contrario di successo. Che cosa è successo? Successo è passare delle persecuzioni, a soffrire in questa terra, ma è continuare saldo nella parola di Dio, dentro della volontà di Dio. Carissimi, insegnate i veri concetti di successo nella vita dei vostri figli e non questo che il mondo ti insegna. O successo di Mosè, di Paulo, di Gesù e tanti gli altri sono queste storie che io devo raccontare ai miei figli e dire loro sono vittoriosi. Nel concetto del mondo, loro sono persone sconfitte, un disastro. E per voi, Gesù, Paulo e Mosè sono stati un disastro. Cominciate a insegnare questa storia ai vostri figli. L'altro punto importante che vorrei lasciare qua è pregare con i vostri figli, non per i vostri figli. Tante volte io prego per il mio figlio, ma assieme, prendendo le mani, guardando negli occhi, abbracciando, stare assieme con i miei figli, dici, Dio, allontana il male del mio figlio, che questo mio figlio possa adempiere la tua volontà, abbracciare il mio figlio in preghiera, insegnare al figlio che noi viviamo un combattimento spirituale, insegnare il senso della conquista spirituale ai miei figli. Pregare com i tuoi figli. Ma mio figlio já ha 50 anni, non importa. Mio figlio ha 2 anni, non importa. Prega com i tuoi figli. Prega. E che lei possano ascoltare la preghiera del papà e della mamma. E sapere che c'è un Dio che agisce in modo soprannaturale e che fa le cose soprannaturali, delle grandi cose. È questo Dio tramite la preghiera e dopo il figlio imparerà. Mio papà ha pregato per questo e Dio ha risposto. C'è Dio! Mio papà ha pregato per questo. Io ho sentito la preghiera di mio papà e adesso mi è successo questo. C'è Dio! Come è bello quando preghiamo con i nostri figli. E sa che cosa Dio fa quando noi preghiamo con i nostri figli? Sapete? Dio risponde alle preghiere. Dio risponde. E o figlio crescerà sapendo, quando io prego, Dio mi risponde. C'è Dio, io non vedo, io sento, io riesco a percepire la presenza di questo Dio. C'è Dio! Pregare che un male si allontana dai figli, pregare in modo che il figlio possa vivere sotto la volontà di Dio e fare la volontà di Dio. Non è difficile. Ma se eu amo Dio com tutto il cuore, com tutta la mente, com tutta la mia forza, io vivo in questo modo. E l'ultimo punto qua è dare limite ai figli. Limite. La parola più preziosa per i figli qual è? No. Ma devi mantenere quello no, no? Dopo, no. Mio papà, no, mio papà.
Va bene, filho, basta, te dou. É um no permanente. É interessante que tante volta nós pensamos, a psicologia te ensina lá outra coisa. Mas quando eu comincio a leggere la parola di Dio, leggiamo qua, Caterina, Genesi 2,16, che cosa dice? Dio Signore ordinou all'uomo, mangia pure ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male. Che cosa dice dopo? Se Dio ha dato dei limiti agli uomini, perché io come genitore non posso dare dei limiti ai miei figli? Non ne mangiare, perché io quando dico no, io devo sapere le conseguenze, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Mio figlio, no, e basta. E lui farà una storia e vuole questo. Io che cosa fa o papà e la mamma? Eu não posso perder meu filho, perché se eu mantengo questo nome, meu filho pode fare questo. Se eu dico mantengo questo nome, meu filho farà questo. Hanno paura e diranno, ok, è tuo. Se tu vuoi avere il figlio nelle tue mani, il no è la parola più preziosa. C'è una frase che ho già condiviso con la Chiesa e io ripeto in questo momento. Troppa concezione è dimostrazione di... Chi si ricorda questa frase? Già usato 2 o 3 volte. Troppa concezione è dimostrazione di debolezza. Troppa concezione è dimostrazione di debolezza. Quando noi diciamo, ok, io darò questo a mio figlio, tu stai dicendo che tu sei un papà o una mamma debole. E non venga a dirmi perché io amo mio figlio e non voglio vedere mio figlio piangendo o facendo quella storietta. Io ho detto, tu stai dimostrando che tu sei un papà debole. E tuo figlio ha percepito che tu sei debole. E lui si diventa più forte di te. Perché è lui che gestisce la tua vita adesso. Troppa concezione è dimostrazione di debolezza. Essere firme, saldo, significa dimostrazione d'amore, di coerenza, di sapere il bene per il proprio figlio. Genitori, non avete paura dei vostri figli. Non avere paura. Tu devi essere sicuro di quello che tu fai. E mantieni la tua parola. Se tu veramente ama tuo figlio, tu devi inserire dei fortissimi limiti alla vita dei tuoi figli. E il tuo no sia per sempre. Fino che arriva un momento, adesso tu puoi avere. Ma il tuo no è no. E basta. È così che funziona la vita. Perché quando si esce di casa, si vedrà che dentro del mondo ci sono più no che sì. E un figlio che non sa ascoltare il no dentro di casa, non saprà ascoltare il no fuori. E dopo si diventa una tragedia. Carissimi, finisco ricordando di nuovo questo testo. Tutto questo può essere inserito nella vita dei tuoi figli, ma se tu ami Dio, il Signore, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze, questo è il comandamento che oggi ti do, ti staranno nel tuo cuore. Tu só puoi fare questo verso tuo figlio se tu ami Dio. Se Dio è la priorità. Io vorrei finire con l'ultimo brano, Deuteronomio 6,25. Questa sarà la nostra giustizia, l'aver cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti davanti al Signore nostro Dio, come Ele ci ha ordinato. Tutta quella storia di Deuteronomio 6 finisce con questo testo. Questa sarà la nostra giustizia, l'aver cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti davanti al Signore nostro Dio, come Ele ci ha ordinato. E questa è la giustizia. La mia sfida che io lascio per i genitori qua oggi è uscire di qua e mettere in pratica tutto questo. Senza paura. Senza paura, com coraggio. E se teu filho já si è scivolato dalle tue mani, io conosco un Dio di misericordia e di grazia che andrà di là e prenderà tuo figlio e ti metterà di nuovamente nelle tue mani.
Io conosco un Dio di misericordia e di grazia che dirà: tuo figlio non sarà morto sulla spiaggia. È qua nelle tue mani. Se tu hai perso tanti anni con i tuoi figli delle responsabilità, riprendi il tuo figlio. Non come amico, tu sei genitore, tu sei papà e mamma. Io sono amico del mio figlio. Tu sei papà e mamma. Tu sei responsabile. Prendi il figlio in mano e trattieni. Perché se tu non farai questo, qualcuno lo farà. Se tu non fai questo, qualcuno prenderà il tuo figlio e la tua figlia. Io non so che cosa farà con loro. Perciò investi tempo. Prendi il figlio per mano. E che Dio possa guarire la tua famiglia. Amen? Preghiamo. Prega per il tuo figlio adesso, per la tua figlia. E può dire a Dio un nome suo. Dio sa che tuo figlio si chiama. Ma dica: Dio, prego per il mio figlio e per la mia figlia che si chiama. Non pensa che le tragedie non possano succedere a casa tua. Nostro Padre, noi stiamo perdendo i nostri ragazzi. Dobbiamo confessare questo. E o mondo está avendo um sopravvento fortissimo sopra di noi. I nostri ragazzi stanno sendo attirati per una idea di un mondo sbagliato, per un inganno, per una fantasia che porta alla morte. I nostri ragazzi stanno scivolando dalle mani dei genitori. Ci sono tanti genitori che non hanno percepito questo. Ci sono anche gli altri che hanno percepito. Nostro Padre, noi crediamo in un Dio che guarisce e che restaura. Sei tu. Che i figli possano ritornare alle mani dei genitori. Che i figli possano ritornare, avere la sicurezza. E l'unico posto sicuro è la volontà di Dio nella mano dei genitori. Guarisci, Padre, le famiglie di questa chiesa. Prendi cura. E che possiamo ascoltare qua ogni settimana, ogni giorno, Padre, le testimonianze dei genitori che diranno: io ho ripreso mio figlio. Mio figlio è nelle mie mani. Non scivoleranno più. Io prego, Padre, per i genitori, che possano amarti con tutto il cuore, che possano amarti con tutte le forze, che possano amarti con tutta la mente. Che i genitori possano veramente amarti, oh Padre, e amare i figli, e unire questo amore, queste due persone, te e il figlio. Che i genitori possano uscire di qua oggi, oh Padre, ritornare a casa e dire: mio figlio, da oggi poi c'è una cosa nuova in questa casa. Ogni giorno io pregherò con te. Io leggerò la parola con te. E se siamo stonati non importa, noi staremo lodando a Dio. Perché io amo Dio e perché io ti amo, mio figlio. In questo modo funzionerà questa casa.
che il genitore possa avere il coraggio, Padre, di fare questo. E non perdere i suoi figli. Nostro Padre, grazie e misericordia. Le nostre famiglie hanno bisogno. E che possano essere responsabili verso i figli senza avere paura di perdere. Grazie e misericordia. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Se tua moglie o tuo marito è vicino, dà un abbraccio e dica: facciamo questo assieme. Per amore ai nostri figli, noi non possiamo giocare. La vita dei genitori non è una passeggiata. Potete dirmi, pastore, tu non ce l'hai figli, tu non sai. Io lo so. Sono stato figlio per 51 anni. Io vedo, io ascolto, io condivido tante cose con le persone, con i figli. Perciò, carissimo, come è prezioso. Voi avete un privilegio che io non ce l'ho. E è prezioso. Fate questo. Amen? Staremo celebrando la cena del Signore in questo momento. E celebrare la cena è ricordare quello che Gesù ha fatto per me, ha fatto per noi, ha fatto per me. Questo Gesù che mi ama. Così staremo celebrando la cena del Signore ricordando tutto quello che Gesù ha fatto sulla croce. Se tu conosci Gesù come Salvatore della tua vita, della tua anima, se tu riconosci Gesù, tu sei in questo momento sfidato a partecipare della cena del Signore, a prendere il cálice e il vino. Ma se tu non conosci Gesù, non avrà nessun significato. Io ti consiglio non prendere, perché non avrà niente, nessun significato. Ma se Gesù fa parte della tua storia, il pane e il cálice avranno un significato nella tua vita. Così staremo ricordando quello che Gesù ha fatto e staremo ringraziando. Mentre staremo ascoltando una musica, mentre staremo ascoltando questa musica, noi staremo pensando in noi stessi. La Bibbia dice in questo momento che l'uomo deve fare una autoanalisi e devo guardare me. E se tu sei un genitore, è un grande momento di dire: Dio, come sto essendo come un papà, come una mamma. E è un momento di ritornare a Cristo Gesù. Quelli che devono aiutarmi, per favore, potete venire davanti.